Stiamo vivendo anni difficili. Per trovare qualcosa di simile dobbiamo ritornare agli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Viviamo un tempo in cui abbiamo bisogno di vera speranza, quella con la S maiuscola, non di una sua contraffazione, non di un suo surrogato. Abbiamo necessità della speranza umana e cristiana, ne abbiamo bisogno come dell'aria per respirare. In questo periodo abbiamo visto che respirare non è una cosa scontata. Così ha esordito il patriarca Moraglia durante la messa in occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, celebrata nella Basilica di San Marco e trasmessa in diretta dalla nostra emittente, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel parlare di speranza, il patriarca ha letto un passaggio di Moltmann, uno dei massimi teologi viventi, per poi spiegare il significato di questa data per la città. Oggi il calendario racconta che sono passati 1600 anni da quel 25 marzo 421 che, dicevo, idealmente fissa la data di fondazione della città. Obiettivamente è una data dal carattere simbolico più che storico. Simbolico non vuol dire mitico, ma vuol dire ideale. Si testimonia così il grandioso progetto di una città che volle costruirsi e costruire il suo destino sul fondamento non solo umano e quindi transitorio, ma in qualche modo trascendente, tanto da ispirarne lo sviluppo nella vita quotidiana. Queste sono le radici di Venezia. Venezia, tanti auguri, buon compleanno.